una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti nuovamente nello studio di TV7 Match per questa nostra prima puntata di ottobre che apriamo, Ermanno, buonasera, apriamo occupandoci di un tema che affrontiamo da tanto tempo, perché parliamo di migrazioni, di richieste d'asilo. Lo facciamo in questi giorni in cui si è celebrata la giornata della memoria e dell'accoglienza in ricordo della tragedia che si è consumata 11 anni fa, nel 2013, a Lampedusa, dove persero la vita 368 migranti. Poi dal 2016 è stata istituita questa giornata della memoria e dell'accoglienza, però purtroppo, malgrado tutti gli appelli, tutte le dichiarazioni, quanto è stato fatto, anche si è detto nessun morto in più, purtroppo in questi anni sono state almeno 30.000 le persone che hanno perso la vita. Si presume per difetto, perché di tragedie in mare di questo genere sono state molte di più. Solo che naturalmente noi conosciamo quelli che la stampa eventualmente ci concede di conoscere, oppure quelle che emergono. Molte barche sono andate a fondo e nessuno lo sa, e quindi il mare in questo momento è coperto di tragedie. Certo. Perché ci sono queste tragedie? Questo è il grosso problema. Una volta c'era lo schiavismo, cioè c'erano dei inglesi, francesi, ma anche lo stesso Garibaldi, che da giovane faceva la spola tra l'Africa e l'America e portava naturalmente gli africani per essere schiavizzati, ed era una brutta cosa, perché li andavano a portare via, cioè con la forza. Adesso abbiamo lo stesso fenomeno spontaneo. Abbiamo fatto in maniera tale che gli africani, per sopravvivere, sognano l'Europa. Andiamo a farci sfruttare, ma perlomeno sopravviviamo. E non c'è dignità di vita in Africa. E l'Africa ha un grosso problema. È ricca di materie prime che sono cannibalizzate da tutti gli altri paesi del mondo. E di conseguenza il popolo africano è il popolo più pacifista che ci sia, perché se fosse terribile come siamo noi sarebbe venuto in Europa e ci avrebbe fatti secchi tutti quanti, e invece non ha questa attitudine, non ha questa cultura, come si parla sempre della cultura che abbiamo noi. Noi non abbiamo cultura, abbiamo la capacità predatoria di andare negli altri paesi, sfruttarli fino alla fame, e adesso è nato proprio il fenomeno che ci aspettavamo. I nostri giovani non intendono più andare a lavorare ai campi, i nostri giovani non intendono più andare a lavorare nelle fabbriche. Abbiamo bisogno di manodopera, perché per quanto ci siano meccanizzati i sistemi di produzione, oggi ancora abbiamo bisogno di manodopera. E allora siamo accoglienti. Prima eravamo schiavisti, abbiamo cambiato la parola, siamo accoglienti. E quindi poi quelli che arrivano ne faremo quello che vogliamo noi. E se per caso magari sono un po' aggressivi perché vogliono difendersi o vogliono un po' di dignità, e la dignità sapete come gliela lasciamo acquistare? Concedendo le possibilità di spacciare droga. Sono costretti, non vengono qua per farlo, sono costretti alla sopravvivenza, ma la mafia, quella di un tempo, che dovevano avere i picciotti e quindi i poveri italiani che andavano a spacciare, oggi non c'è più, perché il picciotto si può pentire, l'abbiamo visto con Borsellino e Falcone, si può pentire, e quindi il capo mafia rischia molto, e l'abbiamo visto che sono andati a finire in galera. E invece adesso spariscono. Il migrante che non rispetta, diciamo, i diktat della mafia, perché è la mafia che importa tonnellate non sono gli spacciatori. Gli spacciatori sono l'ultimo anello della catena. Allora a questo punto lo spacciatore è il colpevole, ma se sbaglia sparisce. Nella peggiore delle ipotesi lo ammazzano e resta il cadavere, ma la maggior parte di questi non c'è più.
Poi c'è un altro spaccio che è ancora più terribile, è la deportazione, la migrazione dei bambini. Se voi fate il calcolo di quanti bambini arrivano in una barca che viene, diciamo, presa dalle grandi multinazionali della salute dell'Adriatico e del Mediterraneo, dove vanno a finire? Io vorrei che questo governo, come non hanno fatto i governi precedenti, ma questo dovesse farlo, dove vanno quelle migliaia di bambini che arrivano e non si sa dove sono andati a finire. E questo è un bel interrogativo. E su questi interrogativi adesso abbiamo addirittura che facciamo i campi di concentramento in Albania. E questo è l'oggetto di questa trasmissione. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi prenderemo i migranti, li porteremo in Albania e dall'Albania poi valuteremo se farli entrare in Italia o rispedirli a casa. Ma anche qui c'è una serie di passaggi che non sono incomprensibili, costi e benefici. E di questo appunto parliamo in questo momento. Certo. Io presento gli ospiti che sono con noi, con i quali cercheremo un po' di sviluppare e approfondire questo argomento. Saluto in studio, ringrazio per essere qua con noi, Allione Badara Diop, buonasera. Buonasera, grazie per essere qui con noi, segretario confederale della CGIL di Padova. Ringrazio in collegamento l'avvocato Gabriele Terranova. Buonasera, avvocato Terranova. Buonasera, grazie a voi. L'avvocato Terranova fa parte dell'Osservatorio Carceri dell'Unione Camere Penali, si occupa anche in particolare proprio di centri di permanenza per il rimpatrio, e ringrazio la presenza in studio Fabio Ballestriero. Buonasera. Buonasera. Grazie di essere qui con noi, un funzionario di polizia, è stato segretario del sindacato autonomo di polizia del Veneto, in cui fa parte ancora del direttivo. Ecco, insieme Quindi a voi cercheremo ha vissuto in prima persona questa tragedia che stiamo vivendo. Certo. Sì, diciamo che ho toccato con mano, diciamo, ecco, grazie. Professionalmente parlando, insomma, ecco. Ecco, giustamente Ermanno dicevi i centri di permanenza per il rimpatrio, perché possiamo rifarci un po' a questo periodo che è trascorso dal 3 ottobre del 2013 fino ad oggi, quelle che sono state le politiche messe in atto, se vogliamo sono andate forse anche in senso opposto a quello che sarebbe stato necessario. Il fatto stesso di avere pensato a un centro di raccolta, ma lo possiamo chiamare tranquillamente, perché sostanzialmente è un carcere quello che viene fatto in Albania, è un qualche cosa che stride anche con i diritti umani. Ma questa è la testimonianza che anche da una tragedia si può fare un business. Allora ciascuno lo ha fatto a modo proprio. Il concetto di accoglienza va a vantaggio di organizzazioni italiane che in qualche maniera accolgono, però ricordiamo che lo Stato spende miliardi, per questo molti milioni, per l'accoglienza. Diciamo che mediamente un rifugiato viene a costare circa 1.000 euro al mese, se si è in un centro di accoglienza. Ora, quanto è lo stipendio medio di un cittadino italiano che tiene magari aiuto, concorre a tenere in piedi economicamente una famiglia, e vediamo che costi-benefici non ci sono. Poi questa accoglienza è veramente un'accoglienza? Questo è un altro interrogativo. Quindi è un business che ricade, è motivato da questa immigrazione che è inarrestabile perché è necessaria. Parliamo così, non è che noi siamo accoglienti, noi ne abbiamo bisogno e siamo ben chiari su questo. Che poi siano i vari, che siano quelli che vanno a raccogliere i pomodori e vengono pagati con i pomodori in Sicilia piuttosto che in altri paesi del sud, questo è un altro paio di maniche. Ma noi abbiamo necessità, al nord abbiamo bisogno di persone che facciano i lavori manuali che ormai noi non vogliamo più fare. E questo è appunto l'argomento. Allora, consiglierei di passare al primo contributo, così entriamo direttamente nell'argomento e poi lasceremo la parola ai nostri ospiti. Grazie.
Sono ormai mesi che attendiamo l'apertura dei CPR, i centri di permanenza per il rimpatrio voluti dal governo Meloni in Albania, centri dove deportare i migranti recuperati in mare e gestire le loro richieste di protezione internazionale in maniera rapida. Procedure accelerate testate a fine agosto nel centro di trattenimento di Porto Empedocle, dove erano giunti dei migranti tunisini. 2 i rimpatri che sono stati gestiti attraverso le procedure accelerate, ma viene da chiedersi se nel momento in cui entreranno in funzione a pieno regime i centri in Albania i giudici saranno effettivamente in grado di gestire tutte le domande rispettando il periodo dei 28 giorni nel quale i migranti dovranno rimanere all'interno dei centri. Pochi i giudici disponibili che saranno sovraccaricati di lavoro e si ritroveranno a gestire tutto quanto con molta probabilità in videoconferenza. Oltre alla valutazione delle domande dei richiedenti asilo, gli stessi giudici saranno chiamati anche a gestire quanto avverrà all'interno dei centri, compresi i reati. I centri di permanenza e rimpatrio, infatti, sono sotto la giurisdizione italiana e per questo motivo saranno le forze dell'ordine italiane a operare all'interno dei centri, tra agenti di polizia, carabinieri e della Guardia di Finanza, e per i 2 centri in fase di completamento sono previsti 300 posti di lavoro, con incentivi economici che prevedono un'integrazione allo stipendio di 100 euro al giorno, oltre a vitto, alloggio e biglietto per il rientro in Italia. La lista delle richieste di trasferimento verso i centri in Albania quindi è già lunghissima. Solo tra gli agenti di polizia penitenziaria sono già arrivate 3.000 domande. Sorprendono i 45 posti di lavoro previsti per il carcere nel centro di Gjader, il quale potrà ospitare un massimo di 20 detenuti. Proporzioni che stridono, considerata la situazione critica delle carceri sovraffollate in Italia, dove si conta un agente per ogni 3-4 detenuti. In questo caso la situazione sarà esattamente all'opposto. A far pensare sono anche le previsioni di spesa che avranno questi centri. A fine agosto la cifra stimata era di 800 milioni di euro in 5 anni. Solo per il personale serviranno 900.000 euro al mese. Poi, per quanto riguarda il trasporto dei migranti fino in Albania, invece, secondo una relazione tecnica pubblicata dal Dipartimento di Ragioneria Generale dello Stato nel febbraio scorso, il noleggio delle navi costerà intorno ai 95 milioni di euro. Chi non otterrà lo status di rifugiato o di protezione internazionale sarà rimpatriato. Per il 2024 è stimato un costo di 2.864 euro a migrante. Dall'inizio dell'anno ne sono stati rimpatriati circa 3.055 per una spesa di almeno 9 milioni di euro. Costi decisamente importanti che ci fanno domandare se ne vale effettivamente la pena, visto che in Italia peraltro la manodopera scarseggia, tanto che le aziende al lavoro per le Olimpiadi invernali del 2026 sono alla ricerca di manodopera in Tunisia. Non sarebbe ora di pensare a un modo diverso per gestire questo flusso di persone? Certamente ci sarebbe, per esempio, aziende tunisine che vengono a costruire quello che abbiamo necessità di fare. E questo sarebbe una strada, ma il politico naturalmente è scelto tra i più idioti e di conseguenza a questi banali passaggi non ci arriva. Però in questo bilancio dello Stato manca una voce, quella degli avvocati. Qui non c'è il costo degli avvocati perché chiaramente la parte in causa ha bisogno comunque di essere rappresentato da un avvocato e quindi avremo gli avvocati che vanno in Albania eventualmente devono parlare con i propri clienti, devono avere un minimo di dialogo e anche questo è un costo che si aggiunge e poi ovviamente molti altri, salvo che questa operazione sia tecnicamente fattibile. Questo è il grosso problema.
Noi abbiamo pochi giudici in questo momento nei tribunali, abbiamo diciamo, un meccanismo nei tribunali che è carente, perché ogni volta che c'è qualche procedimento il giudice si lagna sempre che tutte le carte non sono arrivate, non sono state nemmeno stampate i ricorsi piuttosto che le denunce e tutto il resto. Di conseguenza abbiamo un problema anche solo di avere a disposizione la carta per stampare naturalmente i fax che arrivano e i documenti che arrivano dentro i tribunali. Figuriamoci se faremo una cosa di questo genere, sposteremo tutti questi giudici solo in Albania. Questo è tutto da giudicare, da vedere. Ma lascerei lo spazio innanzitutto al nostro ospite Terranova, Gabriele Terranova. Prego, un incipit su un problema di questo genere, il suo punto di vista. Sì, buonasera a voi, buonasera a tutti. Intanto devo per correttezza precisare che non faccio più parte dell'Osservatorio Carcere dell'Unione delle Camere Penali, anche se ne ho fatto parte per circa 10 anni. In realtà sono stato incaricato dall'Unione delle Camere Penali, dalla Giunta, che è l'organismo di governo, di presiedere un altro organismo consultivo analogo all'Osservatorio Carcere, che è dedicato proprio allo studio del trattenimento amministrativo dei migranti, perché c'è una scelta di fondo che è quella di dedicare un'attenzione specifica a questo tema, evidentemente perché si è ritenuto che sia una materia che in questo momento rappresenta un vulnus, un vero buco nero per la nostra democrazia, per il principio di legalità. Sinceramente non avevo capito al 100% che il focus della nostra discussione di oggi fosse legato al trattenimento all'estero, quindi pensavo di sottoporvi qualche considerazione un po' più generica sul trattenimento dei migranti in generale, ecco. Però forse, anche se parliamo più specificamente della questione che riguarda questa scelta inedita che sta facendo il nostro paese, ma non solo, perché guardano con interesse altri e il Regno Unito sta cercando delle cose analoghe, forse una prima considerazione che possiamo fare, che mi sembra però indicativa anche di quello che in generale sarebbero le considerazioni che faremmo sul trattenimento amministrativo, è a cosa serve. Perché qual è la ragione per cui noi dobbiamo creare dei luoghi di detenzione, perché di detenzione poi si parla, anche se giuridicamente dobbiamo chiamarla trattenimento perché andrebbe tenuta distinta. Qual è la ragione per cui noi dobbiamo creare i luoghi di detenzione all'estero e non in Italia? Premesso che già faccio fatica a porre il problema in questi termini, perché secondo me non dovremmo proprio crearli, dei luoghi dove raccogliere persone private della libertà personale sulla base di una presunta esigenza di usare la forza per il controllo delle frontiere. Ma visto che vogliamo parlare di questo, qual è la ragione per cui li creiamo all'estero? Non abbiamo posto per farli in Italia? C'è qualcosa in Albania che qui in Italia non c'è? È ovviamente soltanto una ragione simbolica, cioè noi pensiamo probabilmente in questo modo di dimostrare che noi non li facciamo entrare sul territorio nazionale nemmeno per rinchiuderli, che anche nel tempo in cui li restringiamo nella loro libertà personale per verificare se sono persone che noi riteniamo possano legittimare a entrare legittimamente possono entrare legittimamente sul nostro territorio nazionale, anche in quel tempo noi non li facciamo entrare sul territorio nazionale. È una cosa simbolica, ma direi che è una cosa simbolica anche molto negativa, molto brutale, se vogliamo. E siccome avete già citato delle cifre, ma io ora non sono qui organizzato, e spero che non ce ne sia bisogno per fare un'analisi capillare, ma ho letto degli studi molto precisi e molto accurati da parte di soggetti che hanno anche ricercato i documenti formali della contabilità, quelli che sono pubblici, perché magari non è neanche facilissimo accedere a tutto questo, che parlano di un costo globale dell'operazione del trattenimento in Albania che ha largamente superato il miliardo di euro.
il miliardo di euro. Voi provate a domandarvi, rinunciando a questa cosa solo simbolica, cosa noi avremmo potuto fare con 1 miliardo di euro speso in accoglienza, speso in aiuti verso magari diciamo, le aree di crisi da cui magari arrivano le popolazioni da cui proviene il flusso di questi migranti, oppure anche dal banale punto di vista di noi avvocati e mio, che per anni mi sono occupato di carcere, per migliorare il nostro sistema penitenziario, dove noi usiamo lo stesso tipo di violenza per privare della libertà personale soggetti che sono stati condannati. Quindi lì in qualche modo, e anche qui non voglio aprire una parentesi complessa sulla legittimazione di questo tipo di sistema, che dal mio punto di vista potrei discutere per vari aspetti, però lì noi difendiamo i diritti fondamentali delle persone che hanno subito un reato, qui difendiamo le frontiere e ovviamente la legittimazione che noi possiamo pensare di avere rispetto all'uso di questa violenza per privare della libertà personale delle persone è, diciamo, quantomeno condizionata al fatto che noi rispettiamo delle regole minimali. Ed è complesso, perché noi in questo momento queste regole minimali non le rispettiamo nemmeno nei confronti dei detenuti, che sono 55.000, 56.000, 57.000 e occupano strutture che avrebbero una capienza molto inferiore. Quindi investissimo 1 miliardo di euro per migliorare e aumentare la capienza dei carceri, e io sarei contrario all'aumento, ma faccio per semplificare, sicuramente avremmo benefici notevolissimi di altro genere. Qui parliamo invece di creare qualche centinaio in più, qualche migliaio di posti in cui rinchiudere una parte ridicola di quei 500.000 soggetti stranieri che secondo la normativa italiana già sono in Italia e potrebbero essere teoricamente trattenuti. A che scopo? Allo scopo di fare dei proclami, di dare dei messaggi che sono messaggi in realtà che diamo all'interno, non diamo nemmeno verso l'esterno. Quindi innanzitutto secondo me la domanda è quella: a cosa serve e qual è l'obiettivo che noi stiamo perseguendo con questa operazione, che sicuramente non sarà gestibile, ma solo il tentativo di metterla in piedi rappresenta un costo straordinario che sottrae risorse che sarebbero state preziosissime. Sì, peraltro questo avvocato, va contro il diritto internazionale, perché il diritto internazionale, quando c'è uno che viene salvato in mare, deve essere portato nel porto più vicino, sicuro più vicino. Allora il porto sicuro più vicino è sicuramente l'Italia, sicuramente l'Albania non è un porto sicuro, perché poi vedremo perché l'Albania, tra tutte le nazioni che vivono di spaccio di droga, di transizione della droga, l'Albania traghetta tonnellate di droga, non so se questo è considerato un porto sicuro. Secondo me non è solo una questione di porto sicuro, fra l'altro. Noi abbiamo una Costituzione che contiene un articolo che ci impone di accogliere coloro che provengono da aree dove non possono godere degli stessi diritti di cui noi godiamo grazie alla nostra Costituzione in Italia. Quindi noi saremmo tenuti, e lasciamo perdere anche il diritto internazionale, europeo, eccetera, eccetera, ma anche solo per la nostra Costituzione, quando una persona chiede protezione internazionale, chiede il diritto di asilo, noi abbiamo un obbligo di accoglienza. Quindi io non mi sono soffermato su quell'aspetto, ma il fatto di dire che noi lo accogliamo, ma lo accogliamo fuori, sì, è sicuramente un paradosso in termini assoluti, certo. È anticostituzionale. Bene, allora a Lione Badara Diouf, scusami se faccio qualche inciampo,
vorrei una tua opinione su questa tratta degli schiavi, dove ci vedono noi come accoglienza e invece questi che naturalmente devo anche stabilire se sono buoni, se sono cattivi, senza neanche conoscerli, se nel loro paese sono perseguitati o no, chissà chi, se mandano degli 007 in Gambia piuttosto che in Nigeria per capire se sono perseguitati o meno. Ecco, l'esperienza che lei ha, qual è? Allora, innanzitutto grazie dell'invito e di questo tema che è spinoso e ne parliamo da molto tempo, da quasi 25 anni. L'accoglienza senza dubbio non è questa l'accoglienza. Qua stiamo parlando di qualcos'altro, di trattenimento, di privazione della libertà individuale. Stiamo parlando di mettere delle persone al di fuori del territorio nazionale, quindi qui bisogna capire cosa vogliamo fare, perché questi soldi potevano servire a qualcos'altro, perché 1 miliardo, se lo metti veramente nell'accoglienza, vuol dire creare centri per innanzitutto insegnare la lingua italiana, poi collaborare con il tessuto industriale che hanno un bisogno enorme di manodopera, quindi formazione. Cioè, qua stiamo sprecando i soldi di tutti noi, perché i 5 milioni, ricordo che i 5 milioni di stranieri che vivono legalmente sul territorio versano anche loro le tasse, quindi stiamo usando anche i soldi loro, cioè, per veramente fare un'operazione assurda che non porterà vantaggio a nessuno, anzi complicherà le cose. Mi viene anche da dire, se noi in 2, 3 mesi, 4, non riusciamo in Italia a dare una risposta a una richiedente asilo, cioè, come possiamo immaginarlo, farlo in 28 giorni in Albania? Se questa operazione va a buon fine, dovremmo trasferire tutta la macchina amministrativa in Albania, tanto perché non funziona più niente in Italia. Quindi è questa la questione di fondo. La questione di fondo è capire se noi ne abbiamo bisogno realmente o non ne abbiamo bisogno dell'immigrazione. Perché l'inverno demografico è un tema, ma nessuno ne vuole parlare. E poi non stiamo parlando di cifre che l'Italia non è in grado di gestire, perché stiamo parlando di 500.000 più o meno che sono nel territorio già irregolari, che un domani mattina puoi benissimo avviare un percorso con quasi 1 miliardo di euro. E ci guadagniamo tutti, ma questa operazione, come diceva l'avvocato prima, è far vedere che tu impedisci alle persone di arrivare e le porti. Quelli che non vediamo, infatti tanti non arrivano perché poi rimangono inghiottiti nel Mediterraneo, e tanti altri non li vediamo perché muoiono nel deserto tunisino con gli accordi che abbiamo fatto con la Tunisia e accordi che abbiamo fatto con la Libia. Quindi bisognerebbe un po' avere il coraggio di uscire da questa visione miope che continuiamo a trascinare per più di 25 anni per quanto riguarda la gestione dell'immigrazione, perché non la puoi fermare, ma la governi in un modo usando anche le leve democratiche, perché poi l'avvocato citava prima la Costituzione che dice veramente una cosa precisa sul rifugiato e come l'Italia si deve porre. Quindi siamo di fronte anche a un capovolgimento di tutte le regole che abbiamo conosciuto fino adesso, compreso quella cosa che si chiama la detenzione amministrativa, perché uno deve essere privato di libertà per 18 mesi se non ha commesso nessun reato. Certo. E questo pone un tema democratico. Certo. Allora, prego, Balestriero, la sua esperienza in questo settore che è decennale,
25 anni di esperienza in questo settore, ne ho visti di tutti i colori. Vale la pena andare a spendere 10 volte di più per mandare un po' di persone in Albania e poi a farle aspettare lì e forse rimandarle a casa, oppure conviene farlo in Italia direttamente e poi attivare eventualmente, laddove è veramente necessario, una sorta di rimpatrio? Prego. Allora, premesso che chiaramente stiamo parlando di un progetto che è chiaramente in fase avanzata e che sino ad oggi, in questi circa 25 anni in cui il fenomeno migratorio ha avuto un'escalation che è sotto gli occhi di tutti, la gestione dell'immigrazione sotto tutti i colori politici, lo preciso, sotto tutti i colori politici, ricordo che la turco-napolitano, la Bossi-Fini è figlia, diciamo così, di quell'impianto napolitano, turco-napolitano, fece mise mano alla prima norma stringente sull'immigrazione e la Bossi-Fini lo completò, diciamo, e tuttora noi siamo figli, diciamo così, di queste regole. Io sono un uomo, ho appartenuto come Polizia di Stato, appartenente alla Polizia di Stato, quindi sono un uomo dello Stato, abituato a ragionare con le regole, diciamo così. Ora, questo fenomeno è stato governato sino ad oggi, così come è stato già detto, con dei meccanismi che hanno consentito di svolgere un'azione nell'alveo delle regole che ci sono, comprese quelle costituzionali di cui parlava poco fa l'avvocato e che è stata poco fa anche richiamata dall'amico qui presente. E regole costituzionali che prevedono sì l'accoglienza, ma la prevedono con determinate modalità, cioè al fine di verificare che ci siano i requisiti affinché chiunque, perché questo è quello che succede, cioè chiunque, ed abbiamo assistito anche qui ad un'escalation che 25 anni fa non esisteva, e cioè 25 anni fa avevamo, così com'è il fenomeno, perché il fenomeno variegato, migranti che venivano qui avevano reali motivazioni poiché erano perseguitati nel loro paese e quindi il nostro paese li accoglieva, chiaramente facendo tutte le verifiche, non certamente con gli 007, ma attraverso quegli accordi bilaterali che consentono di poter verificare se quel cittadino proveniente dal Senegal, come il nostro amico qui presente, effettivamente era perseguitato nel suo paese per motivi razziali, religiosi, sessuali e quant'altro. Ora, quelle commissioni esistevano, esistono, esisteranno anche e funzioneranno anche per l'eventuale centro che verrà fatto in Albania, e funzioneranno con le stesse modalità e con le stesse garanzie che sono state sino ad oggi date a tutti coloro i quali, e sempre di più perché la stragrande maggioranza di coloro i quali arrivano qui e sono migranti per motivi, e lo è stato detto poco fa, principalmente economici, nonostante questo alzano tutti quanti la manina e dicono: chiedo l'asilo politico. Il che significa innanzitutto che chiaramente ci sono una miriade di pratiche che devono essere accertate da queste commissioni, e capirete tutti, e i telespettatori lo capiscono facilmente, che è chiaro che ingolfando, cioè chiedendo lo status di asilo politico non avendone i requisiti, e i dati che abbiamo sono che il 10% di coloro i quali richiedono l'asilo politico lo ottiene, cioè ha i motivi per poter essere asilanti, significa chiaramente ingolfare queste commissioni, che sono state tra l'altro nel tempo pure ingrandite, cioè aumentate, e oltretutto viene garantito non solo il ricorso alla commissione, ma viene garantito anche la possibilità di ricorrere avverso il pronunciamento negativo, il che generando chiaramente tutta una serie di lungaggini che portano i cittadini richiedenti asilo politico a trasformarsi in quello che poi in definitiva sono sempre stati, cioè di migranti economici, cioè coloro i quali, come bene è stato detto poco fa, vengono dall'Africa perché poiché là non stanno bene per motivi meramente economici, cercano una chance in altri paesi europei.
Ora, sulla questione del, tornando a bomba, sulla questione, quindi, ecco, vorrei che fosse chiaro, le regole non è che non ci sono e non è che l'alveo costituzionale non venga rispettato. La detenzione amministrativa, così come viene descritta, è una detenzione amministrativa, e l'avvocato lo sa bene, che ha delle finalità che sono di natura accertativa. Quindi è impensabile lasciare sul territorio nazionale, faccio un numero a caso, insomma, tanto per citare dati di qualche tempo fa, 110.000 persone girare tutti per il territorio nazionale e poi dopo decidere quali possano essere, con che non siano stati difficilmente identificati, oppure anche lo siano identificate con le impronte digitali, non sappiamo dove abitano. Ok? Quindi è difficile pensare che 110.000 persone lasciate sul territorio libero, sul territorio nazionale, tutte richiedenti asilo politico, poi alla fine di queste il 10%, cioè 11.000, hanno titolo ad stare nel nostro territorio, ad avere tutti i diritti dell'asilante, perché l'asilo politico prevede chiaramente che ci sia un'assistenza sanitaria, che ci sia un'assistenza economica, eccetera. Tutta una serie di vantaggi, di aiuti, di accoglienza, quell'accoglienza di cui stavamo parlando prima, di cui però quell'altro 100.000, 90.000 persone non hanno evidentemente diritto. Non lo dico io, non lo dice nemmeno l'avvocato, ovvero lo dice difendendo eventualmente le posizioni che è chiamato a difendere, ma le commissioni, cioè il nostro sistema, lo accerta. Una volta accertato, queste persone chiaramente dovrebbero tornare nel loro paese d'origine, oppure dovrebbero essere regolarizzate attraverso percorsi che sono quelli relativi ai flussi migratori. E qui arriviamo al punto, uno dei punti importanti secondo me, l'aumento dei flussi migratori, ovvero regolarizzare il percorso in ragione delle esigenze lavorative, l'inverno demografico, le difficoltà di trovare manodopera chiaramente che possa fare determinate mansioni, eccetera, eccetera. Però se noi non entriamo nell'ordine di idee di avere delle regole e di sottostare a delle regole, ma anzi di, tra virgolette, passatemi il termine, criticarle senza avere, diciamo così, ben chiaro il quadro della situazione, è difficile riuscire a venirne fuori, perché altrimenti il messaggio che lanciamo è quello che difendere le proprie frontiere sembrerebbe fosse scorretto o addirittura incostituzionale. Quando le difendiamo e troviamo dei modi per difenderle siamo delle persone malvagie. Io credo che invece, proprio per difendere tutti noi e per difendere il sistema anche economico nel quale viviamo, sia necessario che queste regole vengano rispettate. Fare il centro di accoglienza in Albania è una scelta di questo governo, così come lo è stato di altri governi d'Europa. Mi riferisco all'Inghilterra, non certo l'Inghilterra politicamente orientata a destra, ma l'Inghilterra orientata a sinistra di questo premier attuale. Mi riferisco alla Danimarca, mi riferisco alla stessa Germania. L'Inghilterra aveva pensato, o ha pensato e lo ha fatto, di portarli in Ruanda, il che per quanto mi riguarda non significa che sia giusto. Sto dicendo semplicemente che quello che è stato detto poco fa, e cioè che lo scopo è quello deterrente, dissuasivo, è evidentemente uno, almeno questa è una lettura a questo punto da cittadino, non più da ex appartenente alla Polizia di Stato, alle forze dell'ordine, è evidentemente uno degli obiettivi. Costa caro? Sì, evidentemente, probabilmente è così, non conosco le cifre nello specifico, però costa caro tutto il sistema di accoglienza, perché se noi guardiamo solo quello che sta succedendo o succederà in Albania e non guardiamo quello che è successo in questi 25 anni, che io ho vissuto invece, perché come diceva lei io l'ho vissuto in trincea, cioè mettendo le dita degli immigranti che arrivavano nella nostra nazione. Sì. Ora, di centri di accoglienza e di tutte le problematiche dei centri di accoglienza ne abbiamo avuto, e di tutto quello che ha girato intorno, cooperative che si sono occupate della loro accoglienza, sì, che hanno evidentemente sfruttato, che hanno, cioè, tutto il bene e il male che in ogni situazione di questo tipo ci può essere. L'ho vissuto, quindi non è che il miliardo dell'Albania è oggi grida allo scandalo e tutto quello che è accaduto, diciamo così, sino ad oggi è una cosa normale, perché ricordo che sulla faccenda dei migranti ci navigano, e questo è un dato insomma abbastanza accertato da indagini, processi e quant'altro, che hanno accertato
che vi è una collusione chiara tra malavita, criminalità italiana e criminalità del continente di provenienza. Attenzione, certo, perché questo è un argomento su cui in un dato momento non possiamo far finta di non sapere che questa migrazione non è soltanto una migrazione legata al bisogno in senso stretto, ma è condizionata da quei nuovi schiavisti, diciamo così, che sono appartenuti non solo a noi, ma sono appartenuti, perché lo schiavismo, mi permetta professore di fare una precisazione, non sono appartenuti soltanto al mondo occidentale, ma sono appartenuti in Africa anche all'impero ottomano e anche all'impero arabo, i quali praticavano la schiavitù con molta naturalezza. Molta naturalezza. Quindi voglio dire, e con questo non dico che noi ci dobbiamo, come dire, emendare dalle nostre responsabilità dicendo che gli altri sono stati peggio di noi o come noi, però dico anche che dobbiamo essere consapevoli che questo è un mondo complesso dove a un certo momento alcune cose sono necessarie, perché altrimenti corriamo il rischio di agevolare, di assecondare un'invasione che noi siamo, è fuori controllo. Sembra un paradosso, ma noi siamo testimoni di un fenomeno di questo genere che sta dicendo lei. Ovvero, noi abbiamo fatto la NTA, che è la televisione della nigeriana, ha 111 canali, dovevano passare dall'analogico al digitale, parlo ancora di circa 20 anni fa, qualcosa di meno. Siamo stati là. Abbiamo preparato le macchine assieme alla JVC, abbiamo vinto un bando di 2.500.000 euro e naturalmente siamo andati lì e abbiamo fatto tutti gli impianti ex novo. Uno dei tecnici, uno dei direttori della televisione, sono persone preparate anche se siamo in Africa, bonariamente ci ha detto: ma non vi rendete conto che noi, il nostro governo, toglie dalle carceri nigeriane e vi manda la gente per spacciare droga in Italia? Ecco, e questo è vita vissuta. A parte questo, però l'Inghilterra ha fallito quando ha fatto l'operazione tipo Albania, perché naturalmente era contro la Costituzione inglese e di conseguenza il Parlamento ha bloccato tutto e non è successo niente. Tant'è che poi, quando adesso stiamo facendo questo campo di concentramento, sono venuti a vedere se, come, perché, che meccanismi abbiamo usato, e anche questi sono da discutere. Sta innalzando i visti però, cioè ha messo i visti, sta pensando di mettere i visti a farli pagare per entrare in Inghilterra. Sì, ma certo. Scholz cosa sta facendo in questo momento? Ha ripristinato tutti i controlli sulle frontiere. Allora, ora, voglio dire, su questo argomento ci sono posizioni che sono analoghe alle nostre e non sono politicamente, come dire, complementari o affini. Ma adesso viene invocato diciamo, un progetto di aiutare l'Africa. La Meloni ha detto che appunto l'importante è che le persone stiano lì. Teniamo presente che questo fenomeno aiuta l'Europa, perché poi alla fine sono lavoratori, è scordinato perché è necessario che diventino anche spacciatori, altrimenti se sono selezionati faranno solo il lavoro per cui hanno ottenuto il permesso di soggiorno. La terza cosa è che questi aiuti che noi dobbiamo dare per aiutare queste persone, in realtà questa migrazione va a impoverire i paesi africani. Vuol dire che quelle persone che hanno un certo livello di cultura, che sanno imparare le lingue, non possono andare su un borgo di qualche, diciamo, tribù a trovare delle persone qualsiasi, devono avere una base minima perché altrimenti non hanno futuro. Questa cosa qui va a impoverire l'Africa, quindi non è che con una mano ti porto via e con l'altra ti restituisco, sono solo meramente delle parole. Ma adesso facciamo un passo avanti, vi faccio vedere il secondo contributo, accoglienza, la bontà che fa business. E il business naturalmente, come abbiamo detto, si fa soprattutto sulle necessità e sulla povertà. Secondo contributo.
L'accoglienza dei migranti in Italia quanto ci costa? Il denaro è fornito dallo Stato ai centri di accoglienza, i quali si occupano di coprire le varie necessità che comporta l'accoglienza, oltre al vitto e all'alloggio, l'assistenza sanitaria, i servizi di integrazione, il supporto legale e poi anche un gettone giornaliero di 2-3 euro circa al giorno per le esigenze personali. Per ogni migrante accolto viene considerata una spesa media di 35 euro al giorno, spesa che varia in base a diversi fattori come l'età, ad esempio per i minorenni il costo aumenta, e il tipo di centro in cui i migranti vengono accolti. Per i SAI, sistemi di accoglienza e integrazione, la cifra è leggermente più alta. I SAI sono centri generalmente riservati a coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato o altri tipi di protezione, a cui si aggiungono i minorenni non accompagnati e le persone che hanno particolari situazioni di pericolo. Tenendo in considerazione che in Italia si è arrivati ad accogliere oltre 100.000 migranti contemporaneamente, il costo per lo Stato può arrivare a 1,5 miliardi di euro all'anno. Tuttavia, alcune politiche del governo hanno determinato un calo del costo giornaliero per migrante. Si è dunque riusciti a risparmiare del denaro? Ma a quale costo? Il decreto legge numero 20 del 2023 ha rimosso alcuni servizi essenziali per la prima accoglienza dei migranti, come ad esempio l'assistenza psicologica, l'insegnamento della lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio. Può non sembrare importante, ma lo è, poiché i migranti attraverso questi servizi hanno qualche speranza in più di riuscire a integrarsi nella società, così da non finire nella rete della criminalità, come accade invece per molti. Il sistema però sappiamo che fa acqua ormai da troppi anni. La condizione di invisibili di tante persone fa il gioco proprio della malavita, della criminalità, del lavoro nero, del caporalato, dello sfruttamento di persone che sono senza diritti. Anche l'accoglienza si è rivelata un business per chi l'ha gestita in modo criminale, facendo soldi, tenendo persone in condizioni inaccettabili e facendo risultare persone che di fatto non erano più presenti nei loro centri di accoglienza. Accoglienza è una bella parola, quindi, ma possiamo davvero dire che le politiche intraprese per l'accoglienza del governo, ma anche dell'Europa più in generale, siano la strada giusta per una gestione dignitosa dei flussi migratori? Ecco, allora, avvocato Terranova, è un diritto negato quello dei migranti. Il diritto negato corrisponde alla schiavitù, perché anche quando vengono a lavorare, in realtà non sono liberi. Non gli abbiamo dato il diritto di essere trattati come gli altri cittadini, sono una sottospecie. Questo fa naturalmente business per le industrie piuttosto che per l'agricoltura o per tutte le attività italiane, ma allora chiamiamo le cose come stanno. Usiamo le parole esatte, questa è schiavitù. Non solo, ma la schiavitù americana, quella che mettevano in condizione gli africani ad essere trattati in quella maniera, oggi non funziona più. Oggi l'africano che arriva deve essere sfruttato, ma deve anche rendere, perché deve mangiare e quindi fa il business il supermercato, fa il business anche il medico, fa il business anche e appartiene non solo, ma contribuisce anche, se è messo in regola, a quello che sarà la nostra pensione. Prego, avvocato. Ma dunque, è stato detto giustamente che stiamo parlando di un tema complesso, ecco. Io non vorrei che, diciamo, semplificare, insomma, non ho mai detto, insomma, che la nostra Costituzione ci impone di non regolamentare, diciamo, l'afflusso di stranieri nel nostro paese. È una semplificazione che mi rifiuto di far mia, ecco. Però nella complessità facciamo delle distinzioni, insomma. Intanto condivido quello che è stato detto quando si dice che la strada alternativa sarebbe quella di consentire dei canali di accesso legittimi, perché questo intanto è un punto di partenza fondamentale. Cioè noi in realtà
se vogliamo individuare negli ultimi 20, 25, 30 anni l'epoca in cui si è verificato un fenomeno migratorio che necessita di controllo, ma secondo me già è una finzione, perché magari nei 30 anni precedenti problematiche analoghe si sono poste addirittura anche con il movimento all'interno del territorio nazionale. Ci sono stati anni in cui prendere la residenza a Torino per i meridionali era un po' come prendere il permesso di soggiorno in Italia, certo, per gli stranieri in tempi più recenti. E se andiamo indietro, noi abbiamo anche un linguaggio storico che parla di invasioni barbariche a proposito della fusione fra il vecchio impero romano e le altre popolazioni che provenivano magari anche dall'Europa del Nord, da zone che adesso consideriamo la Mecca del benessere, eccetera, eccetera. Quindi forse dovremmo avere uno sguardo che rifuggia un po' da quello. Però ecco, se noi vogliamo regolamentare, certamente dobbiamo anche un po' decidere come regolamentare. Noi abbiamo deciso negli ultimi 30 anni di introdurre dei canali di ingresso legali che sono sostanzialmente impraticabili, perché in realtà se noi andassimo a fare una statistica nell'ambito di quei milioni di cittadini che vivono in Italia, insomma stranieri, poi anche quelli che poi sono diventati italiani, perché ormai siamo una società che ha in gran parte assorbito buona parte dei flussi migratori di qualche anno più addietro, quasi tutti sono entrati in modo irregolare, perché non c'è mai stata una regolamentazione regolare dei flussi. E questo evidentemente è una prima cosa su cui ci dovremmo interrogare. Cioè, chi entra illegalmente non è che entra illegalmente perché non vuole rispettare le regole, ma semplicemente perché non esistono delle regole rispettabili per entrare, o comunque non sono minimamente proporzionate a governare il fenomeno nella sua complessità. Certo. Se questo discorso lo vogliamo fare in maniera più circoscritta, con riferimento al trattenimento, no? Ma soffermiamoci anche un attimo, un po' meno sul trattenimento di coloro che entrano e dobbiamo verificare se hanno diritto all'accoglienza, che è più complesso. Parliamo più in generale di chi è già sul territorio nazionale e dobbiamo decidere se deve essere rimpatriato o non deve essere rimpatriato. Se noi mettiamo come regola che diciamo la possibilità di utilizzare la forza per rimpatriare è disciplinata in modo tale che astrattamente circa 500.000 persone potrebbero ricadere in questa scelta, ricadere in queste conseguenze, noi vuol dire che in realtà non stiamo decidendo. Non è la legge che sta indicando chi sono coloro che devono essere assoggettati a questo tipo di trattamento. Certo. Anche perché noi non siamo in grado di espellere 500.000 persone e non siamo nemmeno in grado di rinchiudere in campi di concentramento 5.000 persone. Ne rinchiudiamo nei periodi di massimo afflusso in questi centri 8.000, 6.000, 10.000, 12.000, che sono una percentuale ridicola. Allora io dico intanto, da giurista, i criteri con i quali noi selezioniamo fra una platea di 500.000 persone chi va o chi non va in quei centri già sono un vulnus enorme per la nostra democrazia, perché noi stabiliamo per esempio che la privazione della libertà personale la fa solo un giudice e stabiliamo che quando la polizia priva della libertà personale una persona, quella persona deve andare davanti a un giudice. Ma se la polizia può decidere liberamente in una platea di 500.000 persone, quei 50 o 5.000 che vengono ristretti, che senso ha a quel punto il controllo del giudice? Vuol dire che quella norma è una norma di facciata. E se vogliamo, scusate se poi cerco di rimanere su un piano che non è così tecnico, di fatto, per rispondere un po' alla provocazione che mi veniva fatta nel darmi la parola, non è un caso, perché noi spesso parliamo delle società arcaiche individuando nel diritto delle società arcaiche
una distinzione fondamentale rispetto a quello di oggi. Pensiamo per esempio al diritto romano, distingue fra cives e non cives. La proprietà privata, per esempio, era riservata solo ai cittadini, ai cives. Chi non era cittadino non aveva la proprietà privata, non aveva accesso alla proprietà privata e non aveva le prerogative che invece spettavano ai cittadini. Quando noi andiamo all'università, ma forse anche nelle scuole dell'obbligo, ci dicono che invece una conquista del diritto moderno è l'uguaglianza. Siamo tutti uguali, non c'è bisogno di essere cittadini per essere uguali. Ma in realtà noi oggi riusciamo attraverso dei meccanismi ipocriti a fare una distinzione perfettamente sovrapponibile a quella che si faceva nel diritto romano. La facciamo nei fatti, perché i cosiddetti sans-papiers o le persone clandestine o irregolari non hanno accesso a tutta una serie di servizi, a tutta una serie di prerogative che sono addirittura fondamentali per la stessa sopravvivenza, e che noi consideriamo coessenziali al rispetto della persona umana talvolta. E quindi grazie. Sì. Il discorso sarà pure complesso, però poniamo dei limiti. Usare la forza per imporre il rispetto di regole che sono regole ipocrite, che fanno finta di regolare i fenomeni, in realtà non li regolano, potrà essere anche un'opzione politicamente ammissibile, perché si dice che noi in questo modo indirettamente tuteliamo la sicurezza di tutti noi, però poniamoci dei limiti. Se io rinchiudo una persona gli devo dare un letto, gli devo dare da mangiare, gli devo dare un'assistenza sanitaria minimale. Noi siamo alla negazione anche di questo, e poi buttiamo via i soldi in delle cose puramente simboliche che non servono a niente. Nel servizio che avete mandato voi prima si parlava di 1,5 miliardi all'anno come il fabbisogno totale di tutto il sistema dell'accoglienza nazionale, e noi per creare dei luoghi di detenzione, un luogo di detenzione in Albania che sarà una goccia in mezzo al mare, che servirà solo a dimostrare quanto usiamo il pugno duro, spendiamo 1 miliardo. Certo, non solo, ma lo spediamo all'estero, non solo, ma non servirà assolutamente a niente, è buttato via, quindi almeno servisse a qualcosa. Allora Balestriero, a te la parola a proposito appunto di questa situazione che è veramente ridicola se non tragica. Mi permetto di essere un po' in disaccordo con le cose che sono state dette poco fa dall'avvocato. Innanzitutto perché ci sono delle norme, le ho citate prima, sono il frutto, chiaramente l'avvocato lo sa bene, della sensibilità, diciamo così, del momento. Queste norme hanno imposto delle regole, delle modalità che io credo se si fosse fatta meno demagogia nel contestarle, molto probabilmente oggi staremo parlando di questo fenomeno complesso con più tranquillità e più serenità. Faccio un esempio per tutti, giusto per capirci. Quando fu introdotto l'obbligo di prendere le impronte digitali tramite la Bossi-Fini a tutti i migranti, a tutti coloro i quali entravano nel nostro paese, si gridò allo scandalo e alla privazione di chissà quali libertà. La necessità di identificare queste persone si è visto poi nella pratica di tutti i giorni successiva, è una regola basilare della nostra convivenza civile. Io non posso non sapere, parlo, ripeto, chiaramente da appartenente, ripeto, alla Polizia di Stato, ma come espressione di un'articolazione dello Stato che l'avvocato conosce bene. Lo facciamo con i nostri figli, quando nasce un bambino lo vai e dice identifica mio figlio, che abbia un suo diritto. Sì, ma allora, e qui entriamo appunto in un meccanismo che al posto di affrontare l'argomento in maniera complessa, avendo consapevolezza che strumenti li dobbiamo utilizzare, quando invece li contestiamo, quando non li assecondiamo, quando non comprendiamo la necessità, chiaramente ci troviamo in difficoltà, perché è sotto gli occhi di tutti che coloro i quali non sono identificabili hanno più facilità a delinquere. Perché? Perché il cittadino italiano fa più fatica a delinquere?
perché è facilmente reperibile, sappiamo chi è, dove dobbiamo andarlo a prendere, l'avvocato sa benissimo questo aspetto della faccenda. Insomma, sì, perché colui il quale invece è come dire, un fantasma ha più facilità a delinquere, perché il nullatenente o colui il quale vive di marginalità seppur identificato, e cioè sappiamo nome e cognome perché l'abbiamo preso in impronte digitali, è più predisposto a delinquere, perché sa benissimo che lo Stato non è in grado di agire in nessun modo verso di lui. Si rifiutavano anche di farsi fotografare. Certo, ma si rifiutavano anche, e continuano a farlo taluni, di farsi assumere le impronte digitali, tanto è vero che in talune circostanze, a proposito della forza di cui stava parlando l'avvocato, lo Stato, attraverso una sua articolazione, ha dovuto utilizzare mezzi per convincere, magari non con la forza intesa in senso brutto, ma attraverso metodi di persuasione un pochino più efficaci, diciamo così, no? Sì. Perché se non c'è la volontà è ovvio che a un dato momento bisogna comunque arrivare ad una determinazione di questo. Ora, quello che a me preme far comprendere è che questo meccanismo di regole non è un meccanismo di regole inutili, diciamo così, perché anche per quanto riguarda i rimpatri, questi rimpatri è vero che chiaramente è difficile riuscire ad essere efficaci se diamo le cifre che abbiamo, che sono le cifre ufficiali, e cioè 100.000 migranti di cui il 10% soltanto è stato accertato hanno diritto all'asilo. Non lo dico io, lo dicono le commissioni, che sono commissioni collegiali, ove c'è un primo grado, la possibilità di ricorsi, eccetera, eccetera, eccetera. Alla fine di quest'iter, che dura quel che dura e che costa quel che costa, perché il patrocinio degli illegali è gratuito, cioè a carico della collettività. Ora, se è solo il 10%, quei 90.000 li dobbiamo teoricamente rimpatriare. È ovvio che è difficile, è ovvio che è anche, capisco, lo si può ritenere impossibile, d'accordo, ma dobbiamo guardare ciò che lo Stato fa o cerca di fare per renderlo efficace. Allora, tornando alla questione dei rimpatri, posso dire che sono, per esempio, negli ultimi anni aumentati, quindi il rimpatrio, ricordo, lo si ottiene quando si ha l'accordo col paese ricevente, sì. Quindi bisogna stabilire accordi. Ricordo che per esempio un ministro i cui gesta non sempre sono state apprezzate, il ministro Minniti, un nostro ministro dell'interno che era chiaramente di estrazione di sinistra, perché la sua provenienza politica era di quel campo, ha fatto in modo che questi accordi, diciamo così, fossero più efficaci, e quando si è agito in questo senso il rimpatrio è stato più efficace. E quindi ne abbiamo avuti di più. Scusa che finisco solo su una questione che riguarda i flussi. Sui flussi la stessa cosa. La norma, la Turco-Napolitano, la Bossi-Fini prevede i flussi, e i flussi, avvocato, sono stati praticati, tant'è vero che questo governo, ma non lo dico per fare apologia verso questo governo, dico semplicemente, registro il dato, sono stati aumentati i flussi d'ingresso, e quindi, ma sono frutto, per poter essere efficaci, di accordi coi paesi di origine del continente africano, e questo va in linea con quella idea di sviluppo che è quella di portare, di dare la possibilità, non in maniera predatoria, ma in maniera collaborativa con un continente che ha la necessità, il dovere di riuscire a sfamare la propria popolazione e a farla progredire, e noi certamente dobbiamo essere in grado di aiutarli a far questo, ma anche i flussi migratori sono un percorso che è previsto e che viene fatto. L'Africa non occorre aiutarla. No, aiutarla in un percorso, voglio dire... No, assolutamente, zero. Se noi paghiamo le materie prime che portiamo via per il prezzo che hanno, l'Africa diventa il paese più ricco al mondo. E allora dobbiamo smettere di seguire certe linee editoriali che raccontano che l'Africa ha bisogno di essere aiutata. L'Africa ci ha fatto ricchi in tutti i sensi e continua con le migrazioni a farci ricchi. E adesso passo la parola a Lione, prego. Allora, sì, il rispetto delle norme, ma non è detto che
una norma quando è sbagliata non va cambiata, perché anche le leggi razziali erano norme. Sì. Cioè, anche il fatto di aver sterminato tanti come dire, israeliani, no? Sì. Erano anche norme condivise e democratiche. Allora, qui, se una roba non ha funzionato per più di 20 anni, perché la Bossi-Fini, emanazione anche del turco napoletano, ma non ha funzionato. Bisogna avere solo il coraggio di cambiare. Cioè, cambiare non vuol dire che noi siamo nell'ottica di dire no, accogliamo tutta l'Africa. L'Africa non sta dentro l'Italia. Non è questa la questione. La questione è: ne abbiamo bisogno, sì o no? Non ne abbiamo bisogno. Allora, possiamo impedire alle persone di arrivare? Non è possibile. Beh, perché? Perché la gente si muove. Quando uno... Poi, alla fine, dire che è un'invasione e non guardare i dati in faccia, perché l'anno scorso i nostri figli nati qua, compreso quelli italiani, sono usciti in 135.000. Non sono entrati più di 34.000 l'anno scorso. Quindi l'invasione non c'è. C'è solo la questione di affrontare questo tema con più intelligenza. Perché se dai la possibilità a chi arriva l'opportunità di imparare una lingua, un mestiere, ma il giorno dopo lavora e paga le tasse. Certo. Perché poi se andiamo a vedere, sempre detto? Sì, se andiamo a vedere i 5 milioni che abbiamo integrato, ma senza fatica, perché attenzione, perché dentro i 5 la maggioranza sono figli che sono arrivati dopo, con le mogli che sono arrivate dopo, ok? Quindi se l'integrazione funziona, ne beneficiamo tutti quanti. Certo. Però altrimenti noi andiamo solo a dare dei soldi a una criminalità organizzata, che siano di qua o di là, e altri faccendieri che lucrano su quella falsa integrazione. Certo. Perché oggi quelle imprese sono di chi? Di stranieri? No. Chi lavora oggi sull'accoglienza, ma sono i nostri figli che magari non trovano lavoro oggi. Quanti dei nostri figli italiani lavorano sull'accoglienza? Quindi è un business che lo Stato a un certo punto dice, fa una scelta. La scelta è cambiare queste normative che non funzionano più, perché non è che puoi rinnovare sempre i 18 mesi di trattenimento. A un certo punto, ma le devi lasciare andare via. Il problema è così, quindi indipendentemente dal fatto che abbiano requisiti come richiedenti asilo politico, li lasciamo andare via lo stesso. No, sto dicendo una cosa diversa. Dico, allora, se le trattieni 18 mesi e non riesci a rimpatriarli, perché è la cosa che verifichiamo ogni giorno. Quanta gente esce a rimpatriarli? Perché tecnicamente non è fattibile. È stata accolta la loro richiesta di asilo politico o no? Cosa sono? Sono asilanti oppure no? No, 13% viene accolto. E ma tutto il resto riusciamo a rimpatriarle? No, l'87%, 90% che non è riconosciuto asilante, lo status giuridico di asilante, questo 90% come lo dobbiamo considerare? Dobbiamo accoglierlo e basta? Ma no, ma se non le puoi, dobbiamo fare? No, se non le puoi rimpatriare, cosa fai? Le rimetti dentro per altri? Domando cosa dobbiamo fare? Quindi dobbiamo integrarli così, chiuso? Allora, è ora di dire una cosa magari che non piace a questo governo attuale. Bisogna fare una sanatoria. Bisogna fare una sanatoria. Cioè quella che abbiamo già fatto, ne facciamo un'altra ancora? Ma certo, sì. La destra ha fatto la sanatoria più grande in Europa. 800.000 regolarizzati, Bossi-Fini. Ma facciamo prima a dire che possono venire tutti qua senza bisogno di controllare niente, perché a questo punto è meglio così. La questione è se andiamo una alla volta, Fabio. No, allora, se l'ingresso regolare è impossibile, questo l'Europa a un certo punto ha eretto un muro. Dice, qua l'ingresso regolare è impossibile. Perché? Viene soltanto... Chi l'ha detto? I flussi migratori esistono non solo in Italia, anche negli altri paesi europei. I decreti flussi funzionano? Certo che funzionano. Lo dico perché l'ho vissuto io. Chi fa oggi la domanda è già in Italia. E dopodiché, quando il nulla osta viene emesso,
le persone tornano a casa, prendono il visto e tornano qua. È una finzione colossale, e lo sappiamo tutti. Allora la Quindi soluzione è quella che... avere il coraggio soltanto di dire le regole attuali non funzionano, bisogna cambiare. Quali sono le regole? Quali sono le regole? Proponete delle regole. Le regole è l'ingresso più agevolato. La figura dello sponsor c'era prima. Io posso garantire a un mio cugino, a un mio fratello che viene qua, lo accolgo a casa mia e gli do la possibilità di trovare un lavoro. Sì. Ci sono delle garanzie. Basta, sì. Ci sono altre Guarda, strade esiste che ancora lo sponsor, esiste ancora lo sponsor, esiste ancora il sistema con i flussi migratori di... No, la Bossi-Fini ha cancellato lo sponsor. No, assolutamente no, non li ha cancellati, assolutamente no. Attenzione, noi stiamo guardando la millesima parte di un fenomeno di questo genere. Giustamente voi avete detto è un fenomeno globale, ed è vero. Ma da dove nasce questo fenomeno globale? È esattamente quello che è successo nell'impero romano. A un certo punto i vandali hanno fatto quello che hanno fatto perché ne avevano diritto, sono stati sfruttati fino all'osso, e quando Roma ha dato la percezione che era un po' più debole, ne hanno approfittato. Sì, ma non è una buona ragione per cui io debba accettarlo. No, non so se come cittadino non è una buona ragione. Anch'io non accetto il Covid, però se ho bisogno di curarmi vado a curare e cerco di capire le cause. Questo è un Covid, allora se sono in grado di gestirlo questo Covid, allora risolve il problema, ma non basta la legge è scritta, le paroline non servono, bisogna applicarle e saperle applicare, e bisogna creare una legge che sia adeguata all'applicazione, perché sennò diventa una legge assurda. Ecco, allora il discorso è molto semplice: se noi continuiamo a depredare l'Africa, questo fenomeno durerà per secoli, e poi alla fine, quando avremo la pancia piena come è successo sotto l'impero romano, alla fine verranno e faranno la conquista dell'Europa e avranno accumulato tanti di quei cadaveri che ne avranno diritto di farli, purtroppo. Allora c'è un altro fattore, questo è razzismo di importazione, perché se uno arriva in barca sa quello che ha patito, passa attraverso il deserto, viene massacrato. Abbiamo visto un film recentemente molto interessante in questo senso, che fa il percorso di questi ragazzi che cercano di trovare fortuna. Se passa con la barca arriva coi piedi piatti, con la testa bassa, perché ce l'ha fatta. Se io vado in Africa e scelgo le persone e le porto con l'aereo, e accumulano una psicologia diversa. Io ho il diritto, mi avete fatto importare, e no, non è più uno schiavo come li stiamo trattando adesso, salvo alcune eccezioni. Allora anche questo è un meccanismo profondamente psicologico che influisce sulla persona e sul comportamento anche della persona, che è disposto a qualsiasi cosa, non ha nessun diritto. Quando arrivano qua a qualsiasi cosa, pur di mangiare, pur di poter vivere un po' meglio che a casa loro, lo fanno. E questo naturalmente sconvolge quella che è la struttura culturale e la struttura economica del paese. Allora ci sa chi ne approfitta, e ce ne sono molti che approfittano, ma alla fine, se non c'è questa immigrazione, in Italia non c'è agricoltura. Se non c'è l'immigrazione, in Italia non c'è industria. Allora dobbiamo entrare nell'ordine di idee che questi politici devono acculturarsi, questa è una nuova cultura, devono imparare che cos'è immigrazione e saperla gestire. Se è un fenomeno nuovo, va gestito e va affrontato con scienza e coscienza, non è quello che fai, è come lo fai. Questa è la cosa essenziale. Certo. Purtroppo il tempo mangia le ore. Io vi ringrazio a Lione Badara Diop. Grazie a voi dell'opportunità. Mi inciampo sempre. Terranova e Balestriero. Grazie a voi per la vostra presenza e soprattutto per il contributo che avete dato. Anche la discussione è importante, perché tu hai, per esempio, Balestriero, hai sollevato dei punti di vista che sono essenziali, perché non tutto è perfettamente allineato in questo caos dell'immigrazione. Quindi ci sono tanti punti di vista che dovrebbero essere presi in considerazione e poi risolti. Alla prossima puntata. Certamente si farà. Grazie. Certo, ormai infatti è da tanti anni che parliamo di immigrazione. Ricordiamo che ad esempio il tanto discusso trattato di Dublino
ancora non è stato cambiato. In questo, diciamo, posso essere d'accordo sicuramente con Alione Badara Diop, che dice forse bisogna cambiare il meccanismo. Hanno chiuso le frontiere invece, appunto, a dispetto di Dublino. A dispetto di Dublino. Sì, infatti. Bene, grazie ancora, grazie per essere stati con noi, per i telespettatori. Adesso andiamo un attimo in pubblicità, ma poi torniamo per occuparci nella nostra rubrica del Memento di Julian Assange. Torniamo a parlare del giornalista australiano che è uscito dall'Australia, è venuto in Europa, a Strasburgo, per riferire appunto alla Commissione europea, ed è stata la sua prima uscita e unica possibile, peraltro, perché ricordiamo che ad Assange, comunque, anche se è tornato in libertà, non è permesso di muoversi dall'Australia e tantomeno mettere piede negli Stati Uniti, ma ne parliamo tra poco.